Prosecco Doc Rosé ci accompagna Sauris. Un affascinante paese di montagna delle Alpi Carniche, dove si trova Borgo Eiben, un piccolo nucleo di case che ripropone l'architettura e le tecniche costruttive del passato. Rocco, questo luogo è una cartolina e trasmette molta pace e tranquillità. Questo è un luogo che trasmette pace e tranquillità. Abbiamo tantissime persone che vengono appunto dalle grandi città proprio per riuscire a riappropriarsi del tempo che invece lì non hanno a disposizione. Se ti chiedessi una delle prime cose da fare qui per combattere lo stress, cosa mi faresti fare? Sicuramente tagliare la legna. Tagliare la legna perché è un lavoro di forza che oggi non si fa più e che dà tanta soddisfazione. Passeggiando insieme in bicicletta ho notato queste case, i tetti, ma sono case antiche? Allora, in realtà tutto quello che voi vedete adesso e tutto quello che tu vedi adesso è nuovo, ha 5-6 anni. I materiali invece sono molto antichi. Il larice, quindi il legno, è stato recuperato dai vecchi stavoli che erano qui precedentemente e hanno circa 250-300 anni. Quindi un lavoro di recupero e sostenibilità molto importante. È un lavoro di recupero e sostenibilità molto importante e di testimonianza anche di quello che effettivamente qui una volta c'era e della storia che comunque ha questo luogo. Ma oltre alle passeggiate, la bicicletta, La legna, il centro, il centro benessere, qui cosa fate? Allora, noi nasciamo come produttori di salumi, formaggi e carne, tutto. E quindi riusciamo realmente a coprire, a fare la maggior parte delle pietanze e dei piatti che proponiamo da soli in casa. Non perché crediamo fermamente nel chilometro zero, ma perché vogliamo valorizzare il prodotto locale che è comunque ancora poco conosciuto e che invece ha tanta qualità da mostrare. E anche qui ovviamente troviamo sempre il tempo per brindare. Allora facciamolo con un Prosecco Doc Rosé.